La stagione turistica invernale prenderà il via in Friuli sui poli sciistici di Piancavallo, Tarvisio, Sennanevea, Forni di Sopra e Zoncolan nel weekend del 3 dicembre per concludersi il 9 aprile 2012, ovviamente neve permettendo, anche se i cannoni sono già pronti per sparare sulle piste friulane. L'annuncio è stato dato oggi dal presidente di Promotour Stefano Mazzolini, che ha anche lanciato il nuovo accordo stipulato con Sappada e Bovec per creare così un unico grande polo che abbraccia Friuli, Veneto e Slovenia. Siamo riusciti a far entrare Sappada nell'offerta del Friuli Venezia Giulia, cioè significa che chi compra lo ski pass stagionale potrà sciare anche a Sappada, ma anche i giornalieri e plurigiornalieri, cioè significa che gli ospiti negli alberghi di Sappada potranno venire a sciare in Friuli Venezia Giulia con i plurigiornalieri. In questo modo, spiega Mazzolini, anche le famiglie trarranno vantaggi da questo accordo, soprattutto dal punto di vista economico, perché non dovranno affrontare spese aggiuntive per assistere ai numerosi eventi che si svolgeranno nel Sappadino durante l'inverno, potendo utilizzare lo ski pass stagionale carta neve. Inoltre, su tutti i 5 poli friulani, una giornata sulla neve costerà dappertutto la stessa cifra. Abbiamo parificato tutti i prezzi degli ski pass, quindi si scia dappertutto a 31 euro il giornaliero, perché era giusto portare un minimo comune denominatore, chiamiamolo così, tra tutti i poli sciistici, perché tutti godono della stessa stima.